Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Vai al video. L'allenatore del Milan ed ex giocatore Christian Brocchi ha espresso la sua opinione sulla prossima stagione di Serie A, concentrandosi subito sulla corsa a scudetto. È difficile dire chi siano i favoriti ora, perché dobbiamo ancora vedere come si posizioneranno Milan e Juventus. Il Napoli ha mantenuto il suo allenatore e, di conseguenza, la sua mentalità. Bisognerà vedere come Allegri riuscirà a ripristinare i valori e la mentalità del Milan per cambiare un po' le probabilità. Ha poi parlato dell'Inter e della sua mini-rivoluzione. Ho sempre pensato che l'Inter fosse la squadra più forte della Serie A degli ultimi anni. Non mi piacciono le critiche agli scudetti persi da Inzaghi. Credo anche che l'Inter avrebbe potuto vincerne almeno uno in più, ma una squadra che arriva 2 volte in finale di Champions League e fa un lavoro come quello di Simone non può essere criticata. Non è da tutti. Metti mi piace al video così YouTube può avvisarti dei prossimi video sul canale. Grazie. Continua. Prossime notizie. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, ha parlato sul suo canale YouTube della trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. I contatti tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen proseguono. Matteo Moretto, con cui stiamo lavorando direttamente sull'operazione Osimhen, condividerà tutti i dettagli di questa transazione nelle prossime ore, comprese le varie modalità di pagamento e tutto il resto. Posso dire che il Galatasaray sta crescendo in fiducia. Pertanto, questa domenica, i contatti tra Galatasaray e Napoli continuano. Il Galatasaray ritiene di poter chiudere questa ennesima lunga sessione di calciomercato la prossima settimana. Osimhen continua a dare la massima priorità al Galatasaray. Stiamo lavorando sulle modalità e i termini di pagamento relativi all'offerta che vi abbiamo presentato venerdì. È un'offerta che confermiamo, 40 milioni di euro fissi, con 35 milioni di euro parzialmente garantiti ma erogati in più anni. Come detto, spiegheremo tutti i dettagli nel dettaglio nelle prossime ore, ma questo rimane il punto cruciale. Le garanzie bancarie, di cui abbiamo discusso più volte e che non posso arrivare oggi perché, ovviamente, tutto a livello bancario è chiuso durante il fine settimana. Da domani riprenderemo a lavorare su questo aspetto, oltre a discutere delle modalità di pagamento. Oggi, tuttavia, il Galatasaray ha confermato una nuova nomina. I dirigenti del Galatasaray torneranno in Italia per cercare di finalizzare l'accordo. Pertanto, si sta lavorando su Victor Osimhen Gala, che è chiaramente un'operazione molto importante per cambiare gli equilibri finanziari del calciomercato del Napoli e consentire alla squadra di concentrarsi su altri affari. Cosa ne pensate, tifoso dell'Inter? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie.